Giuseppe Capodieci si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'ASP di Agrigento in quanto indagato nell'ambito dell'inchiesta Corte dei Miracoli coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta con l'ipotesi di reato di corruzione. La decisione sarebbe maturata nel corso di una riunione, secondo quanto concettato dai magistrati nisseni. Capodieci avrebbe messo le proprie funzioni pubbliche a servizio degli interessi del deputato regionale Riccardo Gallo al centro dell'indagine. Una convenzione stipulata tra l'ASP di Agrigento e il CEFPAS di Caltanissetta. Capodieci fa zocco di Cemonandri, Riccardo Gallo lo dice in una conversazione intercettata dalla squadra mobile. Roberto Sanfilippo, direttore generale del CEFPAS, conferma: è lealissimo. Gallo lo avrebbe collocato al vertice dell'ente e in cambio, stando all'accusa, Capodieci avrebbe asservito le proprie funzioni agli interessi personali del parlamentare agrigentino. Per l'accusa quell'accordo sarebbe stato deciso con l'obiettivo di favorire il trasferimento da Caltanissetta ad Agrigento della moglie del deputato regionale Gallo. Stamani al via gli interrogatori preventivi degli indagati, nei cui confronti la Procura della Repubblica ha avanzato richieste di misure cautelari. Le dimissioni del manager dell'ASP di Agrigento Capodieci arrivano dopo l'autosospensione dal partito di Forza Italia dell'onorevole Riccardo Gallo, che ha scelto l'allontanamento da Forza Italia prima di conoscere il suo destino giudiziario, dopo che verrà interrogato domani 11 giugno dal GIP del Tribunale di Caltanissetta. Intanto le indagini della Procura della Repubblica di Caltanissetta ci hanno fatto emergere intercettazioni in cui il politico agrigentino faceva reclutare giovani donne nel suo entourage o in enti di formazione in base all'aspetto fisico e non alla competenza, associando pratiche di clientelismo e favori. Dalle conversazioni intercettate è emerso che le ragazze venivano selezionate tramite un fotografo di fiducia, valutandone esclusivamente la loro presenza e avvenenza per inserirle nel team del deputato. Lo stile di selezione emerso ha scorso l'opinione pubblica e la CGIL regionale e numerose associazioni hanno chiesto le dimissioni immediate del deputato Gallo, inviando una lettera all'Assemblea regionale siciliana per denunciare comportamenti lesivi della dignità delle donne.